Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 12 del campionato di Serie C1 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo. Pessa la meglio sul duello fisico, la Fiura cerca il taglio, bella l'idea per Di Chiara, Calè, prima parata del portierone. Una delle bandiere, poi dentro! Capitane! Vito La Fiura, non perdona! Si è rialzato su Jean, tutto ok, fortunatamente poi La Fiura, calcio Lopez! Calì fa un miracolo! Poi Di Chiara la tiene ancora lì, Lopez! Calì! Di Chiara! Palla fuori! Rallenta un po' il gioco d'Oratorio, che poi cerca la conclusione da fuori, San Martino non blocca, respinge. Deve attaccare il Palermo su Gianne, serve Corsino, prende con il tacco Riccobono per rimbalzo, non lo favorisce, poi la velocità supersonica e calcia pure Riccobono. San Martino la prende, Corsino un po' in difficoltà sulla velocità però. Sicuramente uno dei migliori di questa stagione. Lucchese col tacco per Di Chiara, la tira ancora lì, tacco nuovamente per Nicchia! Per Nicchia! E fa 2-0 al primo pallone toccato. Tutta la tecnica, la velocità del Palermo che esplode con il gol dell'Estato Nicchia, l'abbraccio con Leo Gargano. E se l'è meritato Nicchia. Mario Monderlauti, che subito lo viene cercato sulla velocità. Lauti! Il primo pallone di Mario Monderlauti è subito in porta. Ma che giocatore, che palla gli hanno dato, ed è freddissimo sotto porta l'esultanza. Nicchia mette dentro per Lauti ancora, Lauti, Calè va sul mancino, la palla è entrata ed è 3-1, gran gol di Catanzaro. Vediamo se fa una giocata di prima, lo fa adesso col destro San Martino, poi su Gianne Cicero, passaggio rischiosissimo, Di Chiara quasi in anticipo, Catanzaro va sul pallone, ruba la sfera, la Fiura vuole il Dibi, lo salta, la Fiura, tocco per Di Chiara, la controlla Di Chiara e 4-1, l'esultanza, ha fatto veramente tutto il gol, però il merito di La Fiura lo dobbiamo sottolineare perché Capitan Vito La Fiura fa gol, fa assist, difende, fa tutto Capitan La Fiura. Su Gianne, Di Chiara, cerca il tunnel, gli riesce Di Chiara, Calè, poi Di Chiara ancora, lo serve La Fiura, e sul palo Giuliano, poi Lopez mette giù una palla complicata, ed è anche difficile, perché non riesce a servirla, nel frattempo si gioca fuori Calì dentro Faraci, e avanza il numero 3 del Palermo, che si concede un piccolo dribbling, poi su Gianne, mette dentro per Lopez, Faraci, fa una gran parata perché è anche bravo, perché fa sbattere il pallone addosso a Lopez. Cerca l'imbucata, Di Chiara ringrazia, cerca anche la porta, Di Chiara, palo! Ancora Giuliano se la costruisce e la mette impossibile per San Martino, 4-2. In modo possibile perché i tiri possono arrivare ovunque. Faraci, deviazione San Martino! E poi esterno della rete, che se l'è vista spuntare praticamente all'ultimo. Di Chiara sbaglia il tocco per l'appoggio su Catanzaro e fa 4-3. La Fiura col sinistro per Corsino, Faraci, Nicchia, apre Corsino, La Fiura di nuovo, Corsino veramente lontanissimo, poi Mina un 2 contro 1, c'è solo su Gianne, Mina secondo palo e non l'ha sbagliata Giuliano che fa 4-4. Di prima Di Chiara per Nicchia! Nicchia! L'ha presa! L'ha toccata Nicchia! E fa 5-4! Ma che palla ancora! Indovinate! Andrea Di Chiara, come sempre! Quasi da calcio a 11 Di Chiara con la punta, La Fiura la sporca, Nicchia, apertura, Di Chiara, ottima, guarda la porta, Di Chiara le finta, rientra, Di Chiara ancora parecchia, La Fiura! La Fiura! E ha fatto pure questo, Vito La Fiora, scivola come un torero direbbe qualcuno, ma lui fa 6-4. Palla Fiora, lo sguardo killer del capitano che fa a tripletta, Vito La Fiora è tornato come sempre, anzi non se n'è mai
invito la Fiora. La Fiora 1-2, Di Chiara ancora, sprinta, Di Chiara ha detto per Lauti che ha fatto 4, ma ancora una volta, basta, non lo vogliamo più dire, l'assist di Di Chiara, come sempre ormai. Poi Cignani, e va bene così, perché finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club contro il Dorottero San Vincenzo 8-4, soffrendo tanto ma portando a casa la partita.